No, I'm not a writer. Che pacchiume, che pacchiume, che pacchiume. Stasera senza far pubblicità alle marche, però i piselli extra fini e 2 cotolette. Però c'ho anche i gnocchi alla zucca da farmi qualcosa, ho preso anche la rucola fresca, però no, ci sta qualcosa a masticare. Fa freschetto adesso, mi metto la camicia. C'è lì zona mare, pianura, la gente sta morendo. Incredibile. Invece no, incredibile, ok, ma la camicia. E voilà. Ma credo che io stasera vada a presto. Ho i colpi di sonno guidando, incredibile, porca miseria. No, il mio primo colpo di sonno della mia vita. Cioè, vabbè, li sentivo in anticipo, ovviamente, sto facendo di tutto per rimanere sveglio. Sono stato un secondo, forse 2, proprio che sono partito, cazzo. Dopo, per fortuna, non so cosa, mi sono risvegliato. Sì, mi sono fermato. Difatti il video che hai visto, quello con la registrazione della telefonata, che vedi il furgone degli sloveni e l'erba, era lì, mi ero fermato a bere il caffè, no? Toglietta segreta, qua sotto. Cazzo, devo prenderne altre, è troppo bella quella. Sì, beh, una passeggiata col cane pericoloso anche la faccio, che è proprio buio fuori, sono proprio in montagna, bello, molto bello, molto bello. Vedi, purtroppo col lavoro che sto facendo adesso, sabato mattina a lavoro, ti restano indietro le commissioni, sì, commissioni intendo anche andare in certi supermercati o in certi posti a prendere la roba, quindi già il sabato praticamente te lo ciulli e hai un giorno, capisci? Sarebbe stato diverso, con altri orari, e finivi il venerdì, partivi venerdì pomeriggio subito e ti facevi un bel weekend di 2 giorni, e vabbè. Bisogna portare pazienza ancora un pochino, è che questo discorso non puoi andare lontano, no? Cioè anch'io effettivamente non so dove cavolo andare e ho detto dove vado, dove non vado, c'era un caldo della miseria, perché ho un bel po' di posti, diciamo, che mi sono segnato a visitare, eccetera, però col caldo che c'era oggi ho detto no, ho bisogno di acqua. Al mare, il cane adesso, vero cane che non ti vogliono, brutti egoisti. E allora abbiamo detto abbiamo bisogno di un posto che abbia un po' di acqua e torniamo qua a Tramonti. Tra l'altro oggi, hai visto? Sapevo nessuno. Sai cosa? Una cosa che forse o non sai o non hai ancora capito bene di me, che questo grande amore per il camper in realtà dobbiamo dividerlo in 2 parti, perché devi sapere che io ho avuto la strapassione per le case piccole fino a poi arrivare un po' al sogno della tiny house, no? Una tiny house, vabbè, 6 metri per 5 dicevo, e io qua dentro ho realizzato il mio sogno più o meno, cioè il mio sogno era tutta bella in legno, fatta bene, legno e pietra e tutto quanto, però giustamente nel camper, insomma, più di tanto non puoi fare, anche il legno, sì, la pietra chiaro non ce la metti, però vedi la seconda parte, l'altra cosa bella è che questa tiny house te la sposti dove vuoi, cioè oggi la mia casetta, la mia tiny house è in riva a un ruscello, è incredibile questa storia, e non devi traslocare, no? Perché dopo io ogni tanto fantasticavo, dicevo ma sai, sono miliardario, me ne prendo 20, una in Canada, una qua, una là, e però dopo devi traslocare, mettere roba di qua, mettere roba di là, invece è così, è sempre la solita casetta, no? Fantastico, veramente fantastico. E quella del camper è tutta una cosa da capire, perché anche se all'inizio dici mi prendo un camper scarozzo, no? Non solo per motivi economici, ma anche per dire iniziamo così. Però dopo cosa succede? Inizi veramente a sentirlo tu, è una cosa molto strana il camper, dopo dipende quanto lo usi, chiaro, hai capito? Però inizi a crearti questo tuo piccolo mondo, un po' come sai molti hanno laboratorio, la micro officina, la stanzetta della musica, tante altre cose, no? E tu qui dentro ti crei comunque la tua stanzetta dove hai tutte le tue cose, no? E quindi è chiaro che dopo inizi a metterci le mani, a spendere soldini, perché diventa una droga. Alla fine, che ogni tanto mi bevo il bicchiere di vinello, no, di rosso mangiando. Andando tra dove abito al parco e il lavoro, no?
c'è questo negozio, vende solo vini sfusi e mi ha dato la bottiglia, no? Che è una specie di melamina, quella come la volevo io, no? Fantastica, ne ho due, anche se questi sono molto forti sia di gusto che di gradazione alcolica, quindi cambierò. Sì, non sono un intenditore, proprio me lo bevo così, hai capito? Comunque non vorrei sembrare ripetitivo, ma in camper sta padella qua, padella antiaderente con il coperchio suo trasparente con la guarnizione, cioè ci scali anche la pizza, viene da Dio. Pizze prendo ogni tanto quelle surgelate, hai capito? Viene una roba incredibile, cioè metti a fuoco lento ovviamente, proprio al minimo e ti scalda la roba, no? Se invece alzi di più te la cucina, no? È fantastico. Vista, ingresso al ruscello di ieri. Dio mio. Che quello, cos'è? La montagna non si lagna. Cazzo c'entra? Non so, sonno. Dio caro, quanti cazzo siete? Non state bene a casa. Andate a svegliarmi così, porca quella troia. Non c'ho montagna. Eccoci ragazzo, sta iniziando a piovigginare e noi adesso ci andiamo verso casa, vero cane? Allora, più che altro perché non voglio fare salite e discese troppo ripide con bagnato per terra, ma io direi che andiamo a mangiare in riva al lago, io e il cane, pericoloso. Wow, che spazio il vetro! C'ho l'acqua, sì che c'ho l'acqua, un camper multifunzione, troppo tecnologico il mio camper. Aspetta, metto la terza che non ci vedo neanche un cazzo. Esatto, proprio questo che volevo evitare, le discese a canone, ma piano Yurilo. Oh, dai che c'è la pioggia, non vedi che c'è la pioggia? Dai, orsù. Anche perché vuoi buttare via di culo il camperino, ma non so se va via di culo, secondo me va via di muso questo qua, non è bello, se va via di culo magari dici, bah, magari anche ci divertiamo. Guarda che robe, guarda che bello. Aspetta che aumenta un po' la velocità dei miei potentissimi tergicristalli. Ah, che bei panorami ragazzo, che bei panorami, a me piace molto. Guarda di là, perché con la GoPro non è che posso guidare, prenderla, inquadrare, fare, brigare, capito? Lei se ne sta lì e filma e basta. Adesso ti spetti, bravo. Grazie capo! Grazie anche a te. No, te no. Primo perché non hai detto prego. Secondo perché comunque l'altro che ti ha fermato. Non ti sei fermato tu di tua spontanea volontà. Che poi sti viaggetti sono praticamente a gratis, pensavo prima. Perché scusa, per andare a lavorare parcheggio il camper attaccato al lavoro, vado in bicicletta, cioè o attaccato, posso andare anche a piedi, se no 4 km più in là dove c'è il super wifi e il parco, e non spendo niente durante tutta la settimana, cioè zero proprio, hai capito? E quindi dopo il sabato e domenica che vado in giro sono i soldi che avrei buttato o speso, investito al lavoro. Cazzo, io qui volevo fermarmi, ma è strapieno. No, ho messo il trattore, porca di quella troia. È un peccatauzzo, accidenti. Guarda giù che bel panorama. Perché, cavolo, volevo pranzare in riva al lago e che dopo ho visto là c'erano tutte le macchine incasinate, ho detto come faccio io dopo con la pioggia così a girarmi a 360 gradi là dentro, hai capito? Fermo là capo. Bravo. Su Amazon che molti camperisti parlavano bene, la telecamera, il kit proprio, telecamera col display a colori e questo e quello e quell'altro, infrarossi, infraverdi, infradito, però non è disponibile su Amazon adesso, no? Io me la sono messa, diciamo, nelle mie liste, ogni tanto guardo se torna disponibile, ma niente, e altre non saprei, perché appunto preferivo prendere il kit e farla montare dall'elettrauto, cioè perché non ho tempo, capisci? Cioè con l'elettrauto devo organizzarmi che proprio in una giornata magari un po' di sole che non piove e gli porto lì il
glielo lascio lì, vado al lavoro in bici che avrò tipo un 10 km e pranzo fuori, pranzo a pranzo, sì, e dopo alla sera, quando finisco ritorno in bici a stracacannone dall'elettrauto a riprendere il camper, no? Hai capito? Se no non so come fare, perché dopo sabato pomeriggio sono tutti chiusi, domenica figurati, così funziona per adesso. Un ponte della morte, cazzo che alto, guarda quello dove ha costruito la casa, oh che bello, cazzo, devi vedere, aspetta, non vedi? Guarda, che robe, che panoramation, hai visto? Ho sbagliato strada comunque, un altro ponte della morte, no, vediamo, è della morte, no, è basso, no, è un po' fino per i miei gusti, vediamo di non cadere giù. Vabbè, insomma, sono mica l'unico camper che passa di qua, no, che bello, a sinistra e a destra, che bello, che bello, wow. Il bello del camper, non hai mai coda davanti, ce l'hai sempre dietro.